con la presentazione delle liste attraverso alcuni loro candidati. La volta di lista Tosi per il Veneto. Abbiamo sentito Leonardo Muraro, capolista della circoscrizione di Treviso. Leonardo Muraro si presenta alle elezioni regionali nella lista di Flavio Tosi. È stato un cammino complesso per lei in questi ultimi mesi? Sicuramente sì, si lascia una strada dove abbiamo avuto tanti successi e anche tante soddisfazioni. Una strada però che è quasi obbligata dopo l'intervento che non ho condiviso del segretario federale Matteo Salvini, che è venuto nel Veneto, a casa dei Veneti, a decapitare la segreteria nazionale e tutte le segreterie provinciali con un arbitrio impensabile e non accettabile. Abbiamo deciso, nel rispetto dei Veneti, nel rispetto della Liga Veneta, di intraprendere un percorso che è un percorso di identità, di rispetto di un patrimonio storico-culturale che sono i Veneti. Per cui l'iniziativa e la partenza con la lista Flavio Tosi, candidato a Presidente, a questa generazione, una generazione proprio nel rispetto dei Veneti e nel rispetto della nostra autonomia decisionale anche politica. Quali saranno i punti fermi del vostro programma? In primis la sanità rappresenta il 75-80% del bilancio regionale, 8 miliardi e 400 milioni di euro. Noi riteniamo che il ticket che attualmente pagano i cittadini veneti sarà automaticamente eliminato con le elezioni di Tosi Presidente del Veneto. Ci sono tutti i presupposti perché abbiamo già studiato le considerazioni applicando i costi standard. Quando chiediamo i costi standard a Roma, applichiamoli nel Veneto, all'interno delle ASL del Veneto, i costi standard. Con l'applicazione dei costi standard in tutto il territorio veneto noi recuperiamo quei 200 milioni per eliminare il ticket della sanità nel Veneto. Dall'altra parte, all'interno di questi 8 miliardi, 200 milioni, 400 milioni, ci sia la quota predeterminata già all'inizio dei budget annuali per il sistema solidale, per cui per l'aspetto sociale, che attualmente invece langue ed è una decisione che di anno in anno viene presa. Sanità, aspetto assistenziale, sociale, capitoli ben precisi per dare garanzia anche alle persone diversamente abili. Pensate a snellire la macchina burocratica della Regione? Assolutamente sì, questo è l'altro punto di partenza. Snellire la macchina burocratica significa però proporre anche un'iniziativa all'interno dell'attuale Costituzione, che significa creare un'area omogenea di circa 8 milioni di abitanti, mettendo insieme attraverso delle deliberazioni dei consigli comunali, è contemplato nella Costituzione, che Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige possono creare una macro area che può essere la macro area che può competere con l'Europa e con l'autonomia amministrativa che deriva dall'unire insieme il Trentino, il Friuli e il Veneto. È una proposta contemplata che non può essere negata dal centralismo romano, in quanto è all'interno della nostra Costituzione. Dal punto di vista della continuità della Regione Veneto, deve essere modificata di molto? Ma sicuramente ci sono dei punti ai quali dobbiamo incidere. Non abbiamo un piano energetico. Non abbiamo un piano energetico che dia la garanzia alle nostre imprese. Il piano energetico significa non essere solamente un'area di attraversamento delle dorsali di energia elettrica. Abbiamo bisogno di togliere la burocrazia, ma abbiamo bisogno di incentivare l'economia dando possibilità ai nostri giovani di trovare più occupazione e soprattutto casa. Un piano casa per i nostri giovani. È già stato possibile in provincia di Treviso e possiamo esportarlo in tutto il Veneto. Abbiamo bisogno di dare garanzia alle persone anziane e la sicurezza viene determinata dal mettere insieme sì le forze istituzionali, carabinieri e polizia, ma fare una rete con tutto il sistema di sorveglianza privata che sia coordinato da coloro che hanno la competenza e il decisionismo su questa realtà. Per cui idee chiare per un Veneto che sia un Veneto che possa rappresentare la nuova proposta europea per avere l'autonomia politica amministrativa nel rispetto delle imprese, ma per poter competere con la nostra innovazione, con la nostra capacità e con la nostra esperienza di amministratori. In 30 secondi, perché votare Leonardo Muraro, perché votare la lista Tosi? Ma io vengo dall'esperienza di 10 anni di presidente, 5 anni di vicepresidente, per cui è un'esperienza che è sotto gli occhi di tutti. Milioni di investimenti in opere pubbliche, riduzione degli incidenti stradali al 70% nella mia provincia, per cui una esperienza bellissima che voglio mutuare per il nostro Veneto. Flavio Tosi è conosciuto a livello nazionale per la sua sincerità, per la sua capacità, per essere l'uomo abituato al fare.
opere concrete, fatti concreti, poche chiacchiere, per cui questi sono i principi di amministratori che compongono questa lista per portare la propria esperienza territoriale nel rispetto appunto dei Veneti, dove questo governatore Tosi avrà e si è impegnato che all'interno del Veneto ci sia una squadra. È mancata il coordinamento fra regione e enti locali, province e comuni. La nuova prospettiva è un Tosi presidente, ma una grande rete di supporto, di condivisioni con le province che sono area vasta, le nuove province, con la città metropolitana e con tutti i comuni, che dobbiamo essere un'unica realtà amministrativa.